Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che vi porta nel cuore di Milano attraverso i nomi incisi sulle targhe agli angoli delle strade. In questo primo episodio ci addentriamo nella storia di Pagano, una via ed anche una fermata della metro 1, la Rossa, un punto cruciale dove potete scegliere se andare verso Bisceglie oppure verso Roffiera. Quel che però interessa dire è che è il nome di una figura straordinaria, Francesco Maria Pagano. Nato a Brienza nel 1748, Pagano fu ben più di un giurista. Poliedrico, politico, filosofo, drammaturgo, emerse come uno dei più grandi rappresentanti dell'illuminismo italiano e, se vogliamo scavare più a fondo, fu tra i precursori del positivismo. Il suo impatto fu particolarmente significativo durante la Repubblica Partenopea, dove la sua eloquenza gli valse il soprannome di Platone di Napoli. La sua influenza si estese alla Costituzione napoletana del 1799, dove scrisse: «La libertà è la facoltà dell'uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche come gli piace, con la sola limitazione di non impedire agli altri di fare lo stesso». Un breve viaggio nelle strade o nella metro di Milano che svela la storia affascinante di un uomo che, nonostante sia nato in una piccolissima città, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana. Questo è Non sono solo strade, dove ogni targa racconta una storia.